Vediamo se abbiamo Anna Maria. Abbiamo Anna Maria, vai, Portogruaro. Risponde con il sindaco senatore, che ringrazio per aver pazientato. Di nuovo, buonasera a voi per tutto il lavoro che avete fatto oggi a favore di tutta la regione Veneto, grazie mille. E allora sindaco, lei stava dicendo che noi abbiamo fatto un giro, abbiamo visto intanto che i mulini sono andati sott'acqua, eravamo preoccupati per la mostra in atto, la mostra di Fontana. Sì, no, c'è anche un'opera di Fontana, c'è un'opera di Bonalumi, quindi ci sono opere contemporanee assolutamente molto importanti. I mulini sono provvisti di paratie, quindi credo, anzi domani comunque verificheremo in maniera più precisa, l'acqua non avrà senz'altro danneggiato le opere, che comunque sono poste assolutamente lontano dal pavimento, quindi non risento in nessun caso di eventuali problematiche di acqua. Grazie al sindaco di Portogruaro, Maria Teresa. Senatore, grazie. Perdoni, vi passo i complimenti di un cittadino di Portogruaro che è passato di qua prima e non ha voluto essere ripreso per la qualità della trasmissione. Grazie mille. Grazie sindaco, grazie, arrivederci. Grazie. E allora Nicola, ti restituiamo la linea. Grazie Anna Maria Parisi, grazie, è solo il nostro dovere questo, lo dobbiamo fare. A proposito di drammatiche situazioni, torniamo da Anna Maria Parisi a Portogruaro. Anna Maria. Adesso ci sentite, come vedete siamo in Calle delle Beccherie, quindi un'abitazione letteralmente invasa dall'acqua. Vediamo, le signore sono già al lavoro da questa mattina, anzi da dopo pranzo, per togliere tutta l'acqua, per cercare di liberare l'acqua che ha invaso tutto il piano terra, con il lemene che è tracimato. Permesso, scusate signora, siamo in diretta TV. Ecco. Vediamo anche, vieni Simone, vediamo anche il sindaco che sta dando una mano. Sindaco, ecco, no, ma non si vergogni a far vedere che è un sindaco che lavora, che stava anche aiutando la famiglia a togliere l'acqua. Stavo cercando di vedere, ma no. No, scusi, non volevamo essere invadenti, era per far vedere che tutti stanno dando una mano. Sì, cerchiamo di darci una mano, però il problema è che l'acqua sta venendo su da sotto, a mo' di Venezia, e quindi stiamo attendendo che la marea si abbassi in modo da consentire anche una pulizia del piano terra. Fortunatamente qui l'acqua sta uscendo proprio dal muro? Sotto il muro. Ecco, grazie sindaco, la lasciamo continuare a lavorare mentre